dell'attività che ha visto intorno a lei per la preparazione di questa iniziativa. Vabbè, io ho visto un'organizzazione perfetta, come sempre succede in queste manifestazioni dove dietro c'è della storia, e conosco bene insomma l'ambiente perché non abito poi così lontano, vengo dalla provincia di Reggio Emilia, quindi sono qui della zona, quindi devo fare i complimenti tutto al gruppo qui che ha avuto anche la pazienza di aspettare la mia disponibilità, visto che sono anni che mi chiedevano e io non avevo mai tempo. Quest'anno finalmente c'è stata la possibilità di venire e sono venuto molto volentieri. Un incentivo all'attività, ai concorrenti, a coloro che ogni domenica e durante la settimana si allenano, ovviamente non per diventare campioni olimpionici, ma però per perseverare, per continuare l'attività. L'importante è divertirsi, ho visto molta gente che si è divertita oggi, ho visto anche gare giovanili con molti partecipanti e quindi insomma, anche le donne vorrei esortare a portare i vostri figli alle corse, visto che comunque è sempre divertente e ti fa star bene. Grazie comunque, io un attimo solo vorrei passare la parola all'assessore Diegoli perché è colui che si è poi occupato dell'organizzazione in collaborazione con l'associazione. Brevissimo, perché non vorremmo monopolizzare le premiazioni di altri, quindi sicuramente lo sport locale oggi vive un altro momento di eccezionalità. Avere la presenza, dicevo prima anche alla stampa, di Stefano Baldini qui è un po' la ciliegina sulla torta per un gruppo che da più di 30 anni sta organizzando, sta lavorando bene, lavora bene con i giovani, avvia a questo sport che non è facile, è uno sport di sacrificio, uno sport di passione e credo che stamattina abbiamo la testimonianza e quindi per la Salcus e anche ovviamente per il comune di Occhiobello credo che sia un onore avere un ospite di questo tipo. Il ringraziamento mio personale, a parte a Baldini della presenza perché ci onora in maniera estrema, va a chi ha voluto fortemente la sua presenza qua, che è il gruppo bodistico Salcus nelle persone di Beppe Scanavini e di Fabri Mosè. Con loro secondo me, se potete, anche un grosso applauso perché effettivamente lo meritano. Perché se possiamo contare da 30 anni a questa parte, chi è venuto anche prima ovviamente di loro, però da 30 anni a questa parte un appuntamento la terza domenica di settembre ce l'abbiamo e anche merito loro, e ci lavorano non la settimana prima ma credo qualche mese prima. Io mi fermo qui, vi ringrazio e ringrazio ancora Stefano per la sua presenza. Grazie al sindaco, grazie all'assessore Diegoli. Naturalmente noi adesso proseguiamo con la nostra manifestazione. Le premiazioni sono il clou di questa grande manifestazione qui a Santa Maria Maddalena, però volevo essere più breve, come quella di ieri sera vinta a Chivasso, vicino a Torino. Bravo Stefano, andiamo subito allora a procedere con la categoria A della mini podistica. Primo classificato Michele Santinato di Bologna. Ecco, mettiti là Stefano, così fai la foto insieme a questi 5 campioncini della categoria A della mini podistica. A voi l'onore delle foto. Il vostro applauso più caloroso, più caloroso.
Ciao. Ciao. Quanta luce lì? Quanta luce lì? Quanta luce? Marilina! Quanta luce? Come mai? C'è da questa cosa. Sto facendo le prove. Stai scrivendo? No, sto facendo le prove. Marco si sente davanti, 240. Ho sbagliato un secondo. Andiamo Martina, andiamo. Martina, vai a tracciare la sala. Dai, vai, faccio con Davide. Con la Sara devi andare. No, tu vai con la Sara. Sono abbiamo cose. Noi non abbiamo niente da fare. Ti devo guardare? Guardate qui.